Elisa Venturini, oggi l'Anci Veneto ha incontrato la Regione. Oggi con l'ufficio di presidenza dell'Anci Veneto, dell'Associazione dei Comuni del Veneto, ci siamo incontrati con il presidente Zaia per far presente che noi abbiamo il bisogno che la Regione Veneto paghi i contributi che ha assegnato ai comuni, perché altrimenti non abbiamo le risorse per pagare le nostre opere e soprattutto andiamo a sforare il patto di stabilità. Quindi abbiamo messo in evidenza al Presidente la difficoltà che noi abbiamo in questo momento e abbiamo cercato anche di individuare una soluzione, perché come comuni siamo anche propositivi, cioè di fronte ai problemi che noi abbiamo cerchiamo anche delle soluzioni e abbiamo prospettato appunto una proposta per poter superare questo problema che noi abbiamo. Quale sarebbe la proposta? La proposta è quella di arrivare a delle certificazioni che permettano di escludere dal patto di stabilità i contributi che vengono dati dalla Regione ai comuni, in modo tale che poi noi possiamo avere la liquidità che ci permette di evitare di sforare il patto di stabilità. La legge di stabilità prevista dal governo non esclude dal patto di stabilità le spese che vengono fatte per evitare il dissesto idrogeologico. Cosa negativa, perché noi abbiamo bisogno di togliere dal patto di stabilità tutte le spese che vengono sostenute dagli enti locali per garantire appunto l'assetto idrogeologico del territorio. Speriamo che la cosa possa cambiare.